ne sapevate qualcosa della donazione midollo? No, Vi siete spaventati? no, era interessante. Ma lo fareste? Ci penserei. Non avete paura degli aghi? No. Cosa vi è piaciuto di più? Beh, stare insieme e divertirsi, principalmente. Perché vi mancava un po' questo? Sì, perché era da un po' che non ci trovavamo per molto tempo, insomma, tutti insieme, quindi è stato bello. Cosa più faticosa? Martedì e mercoledì, se non sbaglio, abbiamo pitturato sotto al sole dalle 9 fino a mezzogiorno e mezzo. Quindi Cosa di Admo? Come vi ha lasciato? per me intanto è stato utile che c'erano queste persone che ci hanno parlato di questa cosa qua, è molto utile come iniziativa ed era stato interessante ascoltare. Voi sapevate la differenza tra midollo osseo, spinale? All'inizio no, sinceramente, pensavo fossero più o meno quasi la stessa cosa, che comunque il midollo osseo provenisse dalla schiena, invece no. Imparano soprattutto perché in casa hanno perso un po' negli anni manualità i ragazzi, no? Imparano a fare lavori, lavoretti, passano una giornata insieme e soprattutto poi per loro c'è anche un bel dono, insomma hanno questi 50 euro che sono la loro paghetta, la loro ricompensa per le azioni fatte che spendono nelle attività commerciali qui del territorio. Da dono a dono, perché questa mattina si è parlato di donare il midollo. Sì, questo è il filo conduttore, donano tempo alla comunità e oggi abbiamo abbinato questa bella iniziativa, questo bel connubio di idee, di donazione del midollo osseo. I ragazzi devono essere informati di questo, devono avere l'opportunità di conoscere questa opportunità. Poi a 18 anni, 19, 20 avranno dentro di loro il seme di questa notizia e decideranno consapevolmente o meno di aderire. Io prima l'ho chiamata di iscriversi a questa lotteria dove a vincere non saranno loro, ma a vincere sarà la persona che avrà bisogno della piena compatibilità delle caratteristiche genetiche e loro con questo biglietto faranno un grande regalo a qualcuno. Sì, lo farei, non mi ha fatto paura perché a me piace molto queste cose qua dell'aiutare le persone, quindi la medicina così, quindi è stato interessante. Io lo farei, però devo magari pensarci meglio anche perché voglio andare dal sindaco a dirglielo. Cosa vuoi andare a dire al sindaco? Signor sindaco, mi sono iscritta qua, adesso vediamo se qualcuno avrà bisogno di me più avanti. Oggi però hanno ascoltato anche qualcosa di importante, una sensibilizzazione per la donazione. Voi che cosa ne pensate? Io penso che fare questi incontri sia molto importante, soprattutto poiché, come hanno detto i vari signori, al tempo non c'erano queste persone che venivano ad informarti riguardo a queste cose, quindi io penso che in realtà ci sta a far fatica non sia solo un'esperienza per capire il reale significato di fatica, ma mettendoci in mezzo anche questi vari incontri possano capire in realtà anche degli argomenti tosti per la vita, insomma. Personalmente conosco Admo e Avis da parecchio tempo per vari motivi e non sono ancora iscritta né all'uno né all'altro, sicuramente è un grande desiderio, un grande sogno che vorrei realizzare prima o poi. Io sono un fortunato, mi reputo tale, perché appunto 4-5 anni fa mi sono iscritto al registro di donatori di midollo osseo e l'anno scorso sono stato chiamato per effettuare la donazione. Ho fatto la donazione per aferesi, potrei sbagliare qualche vocale perché non sono un medico, ogni tanto me la perdo, che è quella da sangue periferico, quindi ho fatto una normale donazione di sangue, da un braccio viene tolto il sangue, viene centrifugato, vengono prese le cellule staminali che servono alla donazione e poi il sangue viene rinfuso nell'altro braccio.
Quanto tempo sei stato attaccato? Dura circa 3 ore, è una procedura abbastanza lenta perché comunque le cellule devono essere prelevate in numero sufficiente per poi essere reinfuse nella persona che riceve. Però sono 3 ore che passano davvero in maniera molto veloce, primo perché sei comodo e disteso su un lettino all'ospedale, quindi non è che fai fatica, e secondo perché comunque sei sempre coccolato e seguito da infermiere e medici che ti chiedono ogni 2 minuti se stai bene, se hai bisogno di qualcosa. In realtà in 3 ore non ho avuto bisogno di niente. La donazione si fa la mattina, quindi io sono entrato in ospedale alle 8 e a mezzogiorno ero già fuori. E un donatore dell'ADMO, perché loro preferiscono fare così, mi ha accompagnato a casa, era venuto a prendermi la mattina, mi ha accompagnato a casa, mi avevano consigliato il pomeriggio di stare tranquillo, ma non perché ci siano grossi problemi. Sono stato in divano, mi ero preso un giorno di ferie da lavoro e la sera sono andato a giocare a calcetto. Io giocavo a calcio a 5 e con la mia squadra, appunto, una sera sono venuti i volontari di ADMO a fare la stessa cosa che abbiamo fatto oggi noi qui, e con altri 4 miei compagni a suo tempo ci siamo un po' incuriositi, informati, e qualche settimana dopo abbiamo deciso di tipizzarci, ovvero di iscriverci al registro. Sei stato un po' più fortunato. Io sono il più fortunato dei 5 perché sono l'unico che è stato chiamato e l'ho detto ai ragazzi, è un regalo che sicuramente si fa alla persona che riceve, e questo lo sappiamo tutti. Però da chi l'ha vissuto in prima persona posso dire che è un regalo che si fa anche a se stessi, perché quello che ti dà a livello emotivo, a livello di appagamento, è un qualcosa difficile da descrivere e difficile anche da raccontare, quindi va provato. Allora mi iscrivo ad ADMO, ok? Perché dico, magari sono io quella che riesce a salvare questa bambina che disperatamente cerca appunto una seconda opportunità di vita. Così non è stato, non ero io la, chiamiamoci, fortunati, però tanti anni dopo, ovvero nel 2018, mi sono trovata io nella situazione della bambina. Nel 2018 mi hanno ricoverato in ospedale, mi hanno chiuso dentro una stanza per 30 giorni e da lì è partita tutta la chemioterapia, che è quella che ti porta a cercare di eliminare il più possibile questa maledetta malattia del sangue. I 40enni, 60enni, queste malattie sono talmente subdole, talmente infami, che non guardano se sei giovane, se hai una vita davanti, non gli interessa se tu sia appena nato oppure tu abbia 90 anni, non gliene frega niente. Quando colpisce, colpisce. Quindi noi siamo qui per mettervi dentro nel cuoricino un semino e per farvi capire che quando avete voglia, un giorno, almeno parlarne, magari andate a casa dei genitori e dite: mamma, papà, ma sapete dov'è il midollo osseo? Ragionateci, pensateci e più avanti vedrete cosa fare. Quindi ecco, niente, cosa è successo? Che appunto mi hanno ricoverata. E la cosa più fastidiosa è stata che io non avevo buonissime speranze, perché non mi avevano dato proprio una bella aspettativa di vita e quindi sarei dovuta comunque partire per il trapianto, cioè avrei fatto tutti i cicli di chemio, ma alla fine sarei andata al trapianto. E vi dico sinceramente, ragazzi, che mi era venuta molta paura, e se non ci fosse stato? E invece fortunatamente 3 mesi dopo mi arriva la bellissima notizia che c'era questo ragazzo, poi ho scoperto avere 19 anni, quindi un figo pazzesco secondo me, è israeliano, un ragazzo israeliano di 19 anni che quella volta lì, quando ha compiuto 18 anni, invece di girarsi dall'altra parte del letto e continuare a dormire, ha detto: ma sì, dai, andiamo a tipizzarsi, vediamo se... E questo mi ha salvato la vita, ragazzi. Io grazie a lui sono qua, che posso essere davanti a voi a cercare di convincervi, a cercare di farvi pensare, a cercare di farvi capire quanto voi in realtà siete importanti per tutti noi e per voi stessi.